Confindustria è la principale associazione rappresentante le imprese manifatturiere e di servizi in Italia. Fondata nel 1910, raccoglie nel tempo l'adesione volontaria di oltre 150.000 aziende di tutte le dimensioni, con lo scopo di garantire la centralità dell'impresa quale motore per lo sviluppo economico di tutto il Paese. Oltre 2100 le aziende veronesi rappresentate e supportate da Confindustria, che attraverso le parole del vicepresidente nazionale Giulio Pedrollo riconosce il peso notevole dell'imprenditoria veronese sull'economia nazionale. Ma allora innanzitutto possiamo dire che dal punto di vista veronese la produzione industriale è traina e ancora in crescita da più di 3 anni. E questo è un elemento estremamente positivo. La disoccupazione è a livelli tra i più bassi in Italia, pari alla Germania, per cui è un territorio effettivamente che si può definire punta di diamante di tutto il paese. Affinché lo sviluppo economico conosca ulteriore crescita e il Made in Italy spopoli sui mercati esteri, oltre alla vicinanza del sistema bancario alle imprese, si auspicano importanti investimenti a livello infrastrutturale da parte delle istituzioni. L'infrastrutturazione è ancora un vulnus anche del nostro territorio, dobbiamo potenziare tante cose, si sta parlando di alta velocità, leggiamo in questi giorni che effettivamente anche dal Ministro Del Rio ci sono delle accelerazioni in questo senso, è fondamentale l'alta velocità. Come è così del resto per quanto riguarda il business è molto importante lo sviluppo del nostro rapporto che deve portare le nostre imprese a proiettarsi nei mercati internazionali. Un invito esteso anche nei confronti dell'amministrazione locale. Innanzitutto dobbiamo concentrarci sul fatto che Verona è davvero una punta di diamante di questo nostro paese, soprattutto dal punto di vista dell'effervescenza dell'economia. Quindi chiediamo alla politica di affiancare proprio il mondo economico in una maniera molto forte.